Ricordo che è stata la prima azienda, la prima cantina, la prima azienda in generale a chiamarmi appena iniziata l'emergenza Covid-19, proprio perché era uscita la notizia che la Protezione Civile, la Regione e i volontari di Protezione Civile sarebbero intervenuti all'indomani, era un sabato mattina, per lavorare per ripristinare e mettere a disposizione il Guicciardini, l'ex ospedale, in caso di necessità Covid. Una delle cantine storiche di Valdobbiadene, nella Valdo Spumanti, è una delle più importanti sul territorio, ma anche un'azienda che ha sempre contribuito alla salute della comunità in cui è inserita. Una delle prime a sostenere la protezione civile al lavoro per rimettere in piedi l'ex Guicciardini. Le prime parole con l'augurio di una pronta ripartenza arrivano dal sindaco Luciano Fregonese, che è arrivato sul posto qui in località Saccol poco dopo aver appreso la notizia dell'incendio. Quando sono arrivato sul posto, i vigili del fuoco erano già intervenuti di fatto domando l'incendio e stavano facendo le operazioni di bonifica. Ho visto, mi pare, 4 squadre di vigili del fuoco che evidentemente sono intervenuti con grande velocità rispetto alla segnalazione e quindi sono riusciti a contenere i danni. Un dipendente leggermente intossicato è stato soccorso dai sanitari del 118, 4 squadre dei vigili del fuoco sul posto, da Treviso, Vittorio Veneto, Montebelluno e Conegliano. Hanno domato il rogo evitando che si propagasse anche all'interno del magazzino, che fortunatamente non è stato intaccato. Le prime scintille sulla guaina del tetto, dove erano in corso lavori di manutenzione poco prima delle 12. L'incendio è stato spento, ma la coltre di fumo si è alzata in tutta la vallata. Appunto mi sono confrontato con i vigili del fuoco eh, che avevano comunque, presumo, preallertato e avvisato anche l'ARPAV. Non ho avuto indicazioni sulla necessità di provvedere con particolari ordinanze, anche grazie proprio al fatto dell'intervento immediato che ha sedato anche il fumo. Nelle prossime ore il sindaco sentirà l'ARPAV, ma con tutta probabilità la cantina potrà riprendere l'attività già da domani mattina.